Poiché Venezia era nata a marzo, anche l'anno nei territori della Serenissima iniziava in quel mese. La Serenissima non seguiva dunque il calendario gregoriano, ma festeggiava il Capodanno il 1° marzo, così come si era sempre fatto fin dai tempi dell'Impero Romano. In questo modo settembre, ottobre, novembre e dicembre tornavano a essere il 7°, l'8°, il 9° e il 10° mese dell'anno, come da consuetudine antica. La tradizione del Capodanno veneto, al netto del recente recupero della celebrazione del Caodeano, sopravvive ancora oggi nell'entroterra, dove continua a celebrarsi Bati Marzo o Brusa Marzo, una celebrazione popolare fatta di falò, coi quali si intende risvegliare l'anno nuovo. Per evitare fraintendimenti con i paesi contermini e con gli stati coi quali la Serenissima intesseva rapporti diplomatici, le date di tutti i documenti venivano affiancate dalla dicitura latina More Veneto, ovvero secondo l'uso veneto, abbreviata spesso in MV. In tal modo, ad esempio, la data del 17 febbraio 1522 corrispondeva alla data generale 17 febbraio 1523, in quanto il 1523 iniziava a Venezia solo a partire dal mese seguente e quindi febbraio risultava essere l'ultimo mese dell'anno. Alla biblioteca del Museo Correr di Piazza San Marco sono conservati diversi documenti che mostrano come questa consuetudine sia stata adottata fino alla caduta della Serenissima. Come questa sorta di guida all'elezione del Doge, nella fattispecie Alvise Pisani, eletto nel gennaio del 1734, ovvero il 1735, o questa terminazione dei Savi alla mercanzia, proposta nell'agosto del 1771 e approvata nel febbraio dello stesso anno. Ovviamente More Veneto.